Futura di giovedì 4 settembre, qual è il programma di questa sera e quale è quello delle prossime serate? Innanzitutto questa sera ci confronteremo proprio sui temi dell'austerità e della ricerca di un nuovo sviluppo in grado di ricreare occupazione proprio alla presenza dell'onorevole Stefano Fassina, quindi questo sarà il tema della serata e sul palco ci sarà la musica reggae a farla da padrona. E nei prossimi giorni avremo grandissimi appuntamenti, saranno presenti il ministro Orlando, il ministro Boschi, ci sarà Alessandra Moretti, la capolista dell'Europarlamento, che ha preso 130.000 voti nel Veneto e che quindi rappresenta una potenzialità, un tesoretto del Partito Democratico Veneto. Ci sarà Casson, il senatore Felice Casson, avremo appuntamenti di vario genere e Futura rappresenta un grande contenitore, un grande luogo di dibattito politico e sta avendo un grande successo come festa sia dal punto di vista musicale e culturale sia dal punto di vista politico. Appunto è iniziata il 30 agosto, un primo bilancio di queste serate. Purtroppo il tempo non aiuta, questo certamente incide, influenza i dati della festa, è stato anche freddo in alcune serate, non è certo un'estate quest'anno da ricordare, però i dibattiti sono stati pienissimi, ieri sera con D'Alema c'erano 400 persone, la stessa cosa è avvenuta con Bersani qualche giorno fa, ma soprattutto questa festa abbiamo fortemente voluto farlo, l'unico flop possibile era quello di non farla, abbiamo voluto fortemente farla nell'anno della sconfitta elettorale a Padova. Il PD riparte da Futura, riparte da qui e siamo ben in salute e abbiamo voglia di tornare ad essere protagonisti a partire dalle elezioni regionali del 2015.